Cominciando a camminare per Agrigento, Sul palco colorato d'arancione di Piazza Cavour sono saliti uno dopo l'altro i candidati di Grande Sud, uomini e donne, tanti giovani alla prima esperienza. Pochi secondi per ciascuno dei 30 aspiranti consiglieri comunali di Agrigento per chiedere il voto per sé il candidato sindaco Salvatore Pennica. Entusiasmo elettorale davanti agli occhi dei leader Gianfranco Miccichè e Michele Cimino, che nei loro interventi hanno rimarcato il desiderio di Grande Sud di rinnovare la politica, a cominciare proprio dai comuni. Ad Agrigento il pieno sostegno a Salvatore Pennica, dopo che in un primo momento Grande Sud aveva annunciato l'intenzione di presentarsi con un proprio candidato sindaco. Qui, come a Palermo, arancioni insieme al PDL, prove tecniche d'alleanza in vista delle elezioni regionali, spiega Gianfranco Miccichè. Provare a rimettere insieme un'area moderata, che è quella che in Sicilia ci aveva fatto vincere tanto, io ho pensato fosse una mia responsabilità e quindi in alcune città l'abbiamo fatto. Da Salvatore Pennica il grazie a Grande Sud per la fiducia. Sono stati i primi ad arrivare dopo Epolis. Ho potuto notare lealtà, entusiasmo, molti giovani motivati. Ed è bello in un momento di crisi della politica poter vedere che Grande Sud ama questa città. La politica non è slogan, che c'è un grande bluff ad Agrigento, che qualcuno tenta di intorbidire il clima politico, ma io parlerò soltanto in termini propositivi alla gente perché sento vicina la possibilità di una svolta per questa città. E per le regionali Gianfranco Miccichè conferma la volontà di candidarsi alla presidenza. Alle urne quasi sicuramente in autunno, ma il leader di Grande Sud non si fida delle parole di Raffaele Lombardo. Lombardo è un personaggio che dice una cosa e non sempre la fa, per cui vediamo che cosa succede. E spero di riuscire ad aggregare un'area che è quella, ripeto, del centrodestra, che mi piacerebbe poter riunire tutta. Sarei molto contento. Dopodiché vediamo gli altri partiti che dicono. Da Miccichè, così come anche Michele Cimino, critiche al presidente Lombardo e all'assessore Gaetano Armao, secondo cui l'impugnativa del commissario dello Stato di bilancio e finanziaria è il chiaro segnale del malgoverno. Una finanziaria che viene bocciata per 540 milioni, vorrei capire com'è che domani vanno in aula ad approvarla senza gli articoli bocciati dal commissario dello Stato. Non starebbe in piedi. Per cui è un rischio fortissimo che corriamo, probabilmente si andrà in 12esimi per tutto l'anno, immagino. Per cui o non viene approvata tutta, o se viene approvata tutta, per cui o cercano di correggere gli errori che hanno fatto in quegli articoli, oppure sarà difficile poterla approvare senza quegli articoli, non starebbe più in piedi. E ad Agrigento è stato anche il leader di Alleanza per l'Italia Francesco Rutelli a sostegno del candidato sindaco della grande coalizione Mariella Lobello. In caso di vittoria, l'ex ministro dei beni culturali e sindaco di Roma sarà consulente a titolo gratuito per il rilancio dell'immagine dei beni artistico-culturali. Agrigento è ferma da troppo tempo ed ha bisogno di sbloccarsi, ha affermato Francesco Rutelli, secondo cui Mariella Lobello rappresenta la vera scommessa.